Prendo un attimo la parola finché fate le foto, che così magari... noi siamo un gruppo di donne tra i Colli Euganei e i Colli Iberici. Il nostro evento è il Vino e Donna, che organizziamo una volta l'anno a scopo benefico. L'ultima l'abbiamo fatta qui il 25 marzo. E da questa occasione è partita, sentendo Mario e poi Roberto, l'idea di accompagnare gli chef nelle serate. E quindi saremo 12 presenti in queste serate e al 2 purtroppo non sono riuscite ad essere tra di noi, ma comunque fanno sempre parte del gruppo, e in cui ci saranno 2 o 3 cantine a serata in abbinamento ai piatti degli chef, e la presenza anche delle vinaiole che, come gli chef, spiegheranno i vini al meglio. Basta, sono stata brava e continuo. Però alla fine ci sarà la serata finale. Alla fine ci sarà il Sabbia e Sale, la serata finale in settembre, in cui ci saremo presenti tutte. Ok, e quindi quando inizia? Comincia con il 21 maggio. Dove siamo? al Fuori in Prato della Base. Okay. poi chi c'è? Poi a Corezzola, Corte Verde Chiara, il 4 giugno. Ok. 18 giugno a Radici, Padova. 2 luglio a Polverara, la Posa degli Agri. E il 16 luglio a Sabbia e Sale a Isola Verde. E la serata La finale? serata finale il 16 luglio, poi il 5 settembre faremo la serata finale, quindi una festa dove saranno presenti tutte le 14 cantine, 12 cantine, e avremo, posso dirlo? Sì. Tanto ma che vada non verrà. Mai che vada non verrà, però Pier Giorgio Siviero ci ha garantito che sarà presente anche lui, e Marco Volpin delle Tentazioni. Quindi saremo 7 chef e le 12 cantine. Festa in spiaggia, quindi piedi scalzi, come è stato scritto, no? E faremo una degustazione. E si berrà, ragazzi, venite preparati. È proprio una festa, insomma. Una festa, sì. Bravi, se ci date anche un assaggio perché siamo quasi... Grazie a voi.